Cari amici, buon pomeriggio e benvenuti a questo nostro quarto e ultimo incontro del ciclo La città e le sue acque. Oggi parleremo dell'altra, grande attività che si svolge sulle acque della nostra città, in particolare sulla laguna, dopo la puntata scorsa sulla nautica del porto. Questa volta invece andiamo su un ambito molto più importante, che è quello del porto, in particolare del porto industriale e commerciale. Mestre, in effetti, come la concepiamo noi, tutta la città di terraferma, è a tutti gli effetti una città portuale, anche se molti di noi conoscono molto poco, solo per magari la visione degli articoli sul giornale o dei servizi sui media. E quindi questa volta, oggi, vorremmo con il nostro ospite, introduco brevemente, entrare viceversa un po' di più su questa nostra realtà. Il nostro ospite è Umberto Tronchini, ex sindacalista CGIL Trasporti per moltissimi anni, quindi ha conosciuto a fondo tutta la realtà, in particolare del porto. Oggi ha anche un'attività, un'altra responsabilità come presidente di Hauser Treviso. Grazie intanto per aver accettato Grazie a voi il nostro invito. Ho pensato di iniziare questa nostra conversazione con una piccola fotografia dimensionale, dove vorrei fare il raffronto fra il Parco di San Giuliano, che credo tutti noi conosciamo per esserci andati tante volte a fare le passeggiate, vedete quella sezione, quella spazio, e l'intera area industriale e portuale, che vedete è immensa, sarà almeno 10 volte il Parco di San Giuliano, e questo credo che a tutti noi dia una sensazione, no? Di che cosa stiamo parlando quando parliamo del porto della nostra città, il Porto Marghera. Ecco, allora avvierei la nostra conversazione proprio con una fotografia di queste strutture, delle dimensioni della realtà infrastrutturale, diciamo. Sì, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Lo dicevo prima a chi mi ospita, insomma, che nonostante io non sono veneziano e né mestrino, però ho passato lunghissimi anni della mia vita, 36 quasi, dentro questa città, e mi sento molto coinvolto nei problemi che la riguardano. Il porto di Venezia, se vogliamo, l'abbiamo verificato prima, visto prima qual è la dimensione dell'area, è una struttura straordinariamente grande che può essere considerata una delle più vaste aree logistiche dell'intera Europa, molto più grande di altri porti che hanno anche dimensioni, capacità di attività maggiori alle nostre. E credo che sia anche sottoutilizzata rispetto alle potenzialità che effettivamente potrebbe avere. Dentro quell'isola ci sono, in modo per semplificarla, 4 terminalisti, per cui la Vecon, la TIV, la TRI e la Transped, che ha acquisito Multiservice, una volta ce n'erano 5, è articolata ci sono 250 km di ferrovia, e per cui c'è fratto tutta rifatta e nuova da poco. Ci sono banchine che sono state ammodernate e altre che dovrebbero essere sistemate, e il grande problema che ha vissuto la portualità è stata questa stop a quello che è stato la manutenzione dei canali, a partire dal canale dei Petroli, e poi tutte le parti delle banchine che in questi ultimi 2 anni non hanno più consentito l'arrivo delle navi più grandi oceaniche. Io credo che dovremo riflettere su questa cosa, anche perché è una situazione economica importantissima per l'intera città e per l'intero Veneto, dico io. E per cui la riflessione che dovremmo provare a fare, che
più volte abbiamo insistito perché fosse fatta anche da chi ha governato la città, ma non solo, anche la regione e anche lo stesso governo nazionale, di finalmente sciogliere alcuni nodi che potrebbero determinare la compromissione di quella che è l'attuale attività del Porto di Venezia. La manutenzione dei canali, oggi il Mose, il non scegliere quello che è stato un dibattito lungo in questi ultimi anni. Io ho fatto parte per 8 anni del comitato portuale, di scegliere o non scegliere di fare un porto esterno. Può significare, significherà sicuramente non solo la determinazione del futuro del porto di Venezia, chiamiamo così, del porto, ma dell'intera portualità dell'Alto Adriatico. Le dimensioni che si stanno strutturando nel trasporto nave, proprio per effetto di quelle che sono le necessità adesso di ridurre i costi complessivamente, sono quelle di portare le dimensioni delle navi a 18.000 contenitori, per cui navi lunghe 400 metri. E ora a Venezia queste a Mestre non entreranno mai, però queste sono le navi che fanno i grandi percorsi, e poi, come sta avvenendo in tutte le parti del mondo, nessun porto è in grado di accogliere, e si fa il cosiddetto allibo, cioè si scarica su una nave e si distribuisce sulla portualità connessa a uno scalo più grande, entro 40-50 km, tutte le merci che si scaricano, perché le dimensioni 18.000 contenitori, 20.000 contenitori, che sono le dimensioni, voi capite che è un problema. Ora, dobbiamo scegliere quale sarà il futuro. Dobbiamo scegliere sulla base si sceglie di portare la portualità esterna, e questo porto esterno potrà essere usato per l'intera portualità dell'Alto Adriatico, per cui Ravenna, Venezia, Chioggia, Trieste, Capodistria, Fiume, oppure noi continuiamo a ragionare del piccolo cabotaggio che in questi ultimi 2 anni ha portato anche una contrazione in negativo di quello che è il sistema delle merci, proprio perché se non arrivano le navi. Ora, io non capisco a volte le ragioni che hanno indotto queste perplessità, sapendo che c'è un progetto che è stato approvato nel comitato portuale nel 2010, mi pare, forse 2009, di un porto esterno con tutto un sistema di trasporto a terra che poteva garantire una diversa mobilità delle merci sull'intera area veneta, una centralità dell'Alto Adriatico rispetto ai traffici che vanno verso nord, in collegamento con le grandi direttrici dei corridoi europei, uno è la Kiev-Lisbona e l'altro gli assi verso nord che guardano al Baltico e verso la Germania, sapendo che abbiamo un nodo ferroviario importante, sapendo che abbiamo 2 linee che comunque arrivano da Udine verso l'Austria e la Germania, o da Verona, o addirittura da Trieste. Ora, in questi anni si è verificata una miopia di campanile, dico io, perché queste navi nuove che arriveranno, e guardate che stanno già dismettendo quelle piccole, non entreranno in nessun porto dell'Alto Adriatico. Ora, non fare questa scelta significa compromettere l'insieme di questa dinamica economica che sono i porti che noi abbiamo. Scusa, non ti volevo interrompere, ma qua hai diciamo, messo molta carne al fuoco. Sì. Volevo arrivarci un attimo anche con... Sì, ma volevo solo aggiungere un'altra cosa, poi esplicitiamo i contenuti, perché noi abbiamo la grande possibilità, ed era questo il senso delle cose, andavamo in questa direzione, di sviluppare un sistema A di infrastrutturazione che c'è già, e B di effettuare la lavorazione di tutti i contenitori che vengono sbarcati, cioè aprire i contenitori, che è il vero valore aggiunto che c'è nel trasporto delle merci. I contenitori di per sé hanno valori da 200 o 250 euro per sbarcare a Venezia, che vengono da Shanghai o da altre parti, o da qualsiasi parte, per cui il valore in sé è un valore molto basso, considerando i costi che ci sono e anche la redditività, ma aprire questa cosa e costruire dentro l'area portuale, quando si sono acquisite le aree dell'ex Montefibre da parte dell'autorità portuale, c'era questa idea di realizzare un grande sistema
di distribuzione delle merci, per cui i grandi corrieri che noi già conosciamo. Questa cosa si è fermata e io sono molto preoccupato, lo dico sempre, perché se non realizziamo questo insieme di cose, il porto di Venezia vivrà di 4 barche, 4 navi sempre più piccole e sarà sempre più marginale. Mi fermo qua. Perché hai subito già fatto un quadro complessivo che tra l'altro comunque ci dà subito la sensazione dell'importanza comunque della struttura dell'attività portuale, perché si è parlato di strategie non certo marginali, no? Hai già fatto menzione di container, Sì. però anche quando si ascoltano o si leggono si sente parlare anche di rinfuse solide, rinfuse liquide, RORO, ecco, una descrizione sintetica di che cosa sono queste diverse sigle. Allora, ovviamente in questi anni il trasporto contenitori è quello che si è sviluppato maggiormente, però poi esistono tutta un'altra serie di attività che vanno dal trasporto di macchinari importanti al trasporto dei rottami, al trasporto dei combustibili, perché a Venezia entrano circa 800 ancora adesso petroliere per l'ENI, oggi anche se riconvertita, all'anno, su un totale di circa 2450 navi che entrano per la parte commerciale, che sono riferite all'anno 2020, perché c'è stato, rispetto al 2019 sono state circa 350 navi in meno, dovuto ovviamente al Covid. E è chiaro che i terminal sono specializzati ognuno rispetto ad alcune caratteristiche. Ci sono i grandi terminal contenitori che sono molto spesso di proprietà dei grandi shipping internazionali, Vecco, TRI, e poi ci sono gli altri che operano appunto sul materiale, sulle rinfuse, cosiddette rinfuse, sui rottami di ferro e su tutta questa partita, sapendo che le rinfuse hanno tenuto in modo abbastanza positivo rispetto a un calo che c'è stato, mentre c'è stata un'inflessione notevole sui contenitori. Tanto è vero che alcuni terminal hanno dovuto applicare la cassa integrazione per alcuni periodi e hanno messo in difficoltà tutte le imprese che operano all'interno della portualità. Ora, se riteniamo, possiamo anche dire che sostanzialmente si stima che nel porto di Venezia ci siano 15.000 persone che operano. Ovviamente non sono 15.000 lavoratori che operano dentro lo scalo, però si mette insieme tutto. Vi do per esempio alcuni dati: i terminalisti nelle 4 imprese sono circa 450 lavoratori, poi c'è la compagnia lavoratori portuali, quelli che quelli operano, con 4 terminal, per cui Vecon, TRI, Team, sono circa 450-500 lavoratori. che quindi viaggiano con i container. No, quelli sono quelli che fanno le operazioni di sbarco e di carico. Sì, di tutte le tipologie, di tutte le tipologie. È un po' complicato disaggregarlo, perché dove fanno questo e questo sono utilizzati in modo trasversale. Poi ci sono i lavoratori della compagnia lavoratori portuali, che essenzialmente sono prestatori d'opera che vengono chiamati quando ci sono le navi a scaricare in aggiunta dei lavoratori del terminal. Poi ci sono tutte le società private che operano. Nella compagnia sono circa 120, penso 130, erano arrivati a 200, poi fisiologico il calo che c'è stato, per cui c'è stata una riduzione ovviamente anche del personale. E poi ci sono tutte le società che operano su piccoli interventi, tipo alcuni servizi ausiliari, il camion, queste robe qui, e anche queste io credo che cubano circa 250 persone, messe 200 assieme, ma non sono quantificabili perché hanno dei servizi dentro il porto e anche in altre realtà, per cui dei giorni sono tutte concentrate all'interno del porto e poi ovviamente fuori. Poi se però dobbiamo allargare questa cosa, pensiamo a... Quindi ricordici questa cifra complessiva di persone allora, che operano. 450 circa sui 500 sui terminal, poi ci sono 120 dei lavoratori della compagnia, poi ci sono 150 persone che operano nell'ausiliario, ma su questo dobbiamo mettere insieme gli ormeggiatori che sono 60-70, i piloti che sono lo stesso numero, 200 circa lavoratori dei rimorchiatori. Un dato che sembra esterno al porto: in Porto Venezia entrano circa 2000 camion al giorno, ogni camion un autista normalmente, no?
per cui dobbiamo metterci queste, diventiamo cifre. A questi ci mettiamo spedizionieri, terminalisti, agenzie doganali, tutta questa roba qui, e diventa quel numero che noi indichiamo, diventa un numero molto reale rispetto a quello che è le necessità operative, che non sono fatte solo di chi materialmente opera dentro lo scalo a fare lo sbarco o il carico delle merci. Per cui c'è una condizione complessiva che, se messa in discussione, è preoccupante rispetto all'economia della città, molto preoccupante. Chi come me ha vissuto gli anni 80-90 di quella è stata la ristrutturazione di Porto Marghera industriale, sa benissimo, vorrei evitare, spero che si eviti una condizione in cui andiamo a ridurre questa capacità economica che c'è, questa capacità operativa che c'è. Ecco, io credo che dovremmo essere molto attenti appunto a queste cose e fare delle scelte che, secondo il mio modesto punto di vista, devono essere anche molto rapide, perché la cosa si gioca in questo anno che manca. Se a questo ci mettiamo, e lo cito solo, poi non ne parlerò più, giuro, che si vuole creare la commistione con le navi da crociera portandole in Canale Nord, io penso che siamo all'assurdo, perché dal punto di vista tecnico, e me lo dicono i piloti, non Umberto Tronchin che non ha fatto quel lavoro, quando entra una nave da crociera priorità in ingresso e in uscita, i tempi di arrivo a 6 km/h sono lunghissimi, deve girarsi completamente, dovremmo scavare in un'area in cui c'era la prima zona industriale, per cui magari qualche problema di inquinamento c'è, nessuno lo dice, e io ritengo che invece per le navi a crociera devo trovare un'altra soluzione che non comprometta né lo sviluppo industriale della parte industriale né lo sviluppo del porto, né creare le commissioni del porto, sapendo che in questa fase molti parlano di arriviamo con 2 navi sabato e domenica sulle banchine attuali, ma perché c'è stato un calo del traffico, ci sono gli spazi, ma che quei terminalisti hanno già detto che loro, se hanno le navi grandi, non saranno disponibili ad accogliere le navi che dovranno passare a quel punto, se dovranno mai arrivare a Marghera, di nuovo per il canale della Giudecca, come hanno fatto domenica con le prime, che è sarebbe la cosa da evitare. Anche lì mi permetto solo di dire che privarci di un indotto di quel tipo sarebbe anche quella una cosa piuttosto pesante, sia dal punto di vista occupazionale, perché lì ci sono anche 4-5.000 quasi lavoratori, e poi c'è un'economia della città. Io ricordo sempre quello che mi diceva uno dei delegati storici del Bauer, per esempio, che quando c'era la nave da crociera l'albergo era pieno. Se invece non fanno questo, lo mantengono in cassa integrazione. Ecco, penso che dobbiamo, quando parliamo di questo, nella complessità di una dinamica di quel problema, dobbiamo anche sapere che dietro ci sono ragioni di persone. Certo. Allora, citavi 2 grandi numeri, no? 2400 navi, di queste 2400 navi il grosso, se possiamo dare un impatto così, è relativo ai container o... La parte maggiore, sicuramente molto maggiore, è la parte contenitori, che noi abbiamo, adesso il dato dell'anno scorso da un po' di tempo non sono pubblici, ma io penso che fra i terminal che ci sono arriviamo a circa 600.000 contenitori più o meno. Quindi diciamo che questa parte, che è quella più problematica per tutte le questioni di gigantismo che ci accennavi, la dimensione dei navi continua a essere una parte preponderante del traffico navale. Attuale. Mentre invece, diciamo, se interpreto bene, il legame fra area industriale, quindi attività manifatturiera, e le altre tipologie è più stretto, nel senso che credo di capire che buona parte delle cosiddette merci rinfuse sono materie prime destinate alle aziende che sono attive. No, non sempre, perché per esempio alcune grandi aziende, tipo la Grandi Mulini, le Bunge, eccetera, Cereal Docks, insomma oggi Cereal Docks, hanno la banchina propria in concessione e le barche vanno direttamente là, le navi che arrivano vanno direttamente là, e in quel caso sono farinacei o derivati, per cui non è così, cioè non è, quelle navi vengono contate in ingresso ma non vanno nella dinamica dell'attività portuale stretta, nel senso che non sono scaricate da operatori, oppure mandano le persone a scaricarlo, ma hanno una banchina loro in concessione, per cui vanno là.
Ecco, anche qui pensare, per dire questa cosa che vogliono scavare il canale nord e fare la banchina, lì bisogna privarli di almeno 2 anni della banchina, perché bisogna spostare, allargare il canale di 35 metri. Cioè, quando si ferma una nave l'altra non passa, per cui devono allargare i 35 metri, vuol dire privare la banchina, e già qualcuno ha detto non siamo d'accordo perché ci togliete lo spazio, insomma, vitale, e dovremmo far arrivare le merci su camion. Ora voi capite che un camion porta, non so, 400 quintali e la nave ne porta 4000, insomma le dimensioni sono anche di come si affollano le infrastrutture e le strade, certo, oltre ai costi. E poi la cosa invece che dicevo prima sono che noi abbiamo 2000 camion più o meno che arrivano al giorno, che entrano dentro il porto. In più abbiamo circa 60 treni alla settimana, che ormai non sono più servizi gestiti da FS, dalle società di FS, ma ci sono le società straniere che gestiscono questa cosa. Ecco, lì a quell'organico vanno assommati circa un centinaio di lavoratori addetti a quelle che sono proprio le composizioni di treni, le manovre e la distribuzione dentro i terminal. Ecco, quando sentiamo tutti questi numeri di automezzi o mezzi, diciamo, no, che si muovono, 2400 navi, 2000 autocarri, subito viene oddio quanto inquinamento. Che ragionamenti si sono fatti o si possono ancora fare su questa problematica che io nei mesi scorsi ho lavorato con un gruppo rispetto a tutta una serie di tematiche legate al porto, legate anche al sistema industriale, ma legate anche al sistema infrastrutturale. Noi abbiamo la grande potenzialità, avendo un significativo numero di binari e di banchine e di binari dentro il porto con le banchine e di uno scalo dentro Porto Marghera, in cui si fa la composizione del treno. Avremo la possibilità di sviluppare sicuramente il sistema ferroviario. Il primo problema che c'è è questa discussione che da tempo è partita con il nodo di Mestre, che c'erano i 170 milioni per fare il tunnel e uscire direttamente sulla tratta su Trieste e su Udine, e che poi invece non si è più proseguito su questa strada, per cui l'attraversamento, perché un treno che va verso Trieste o verso Udine deve attraversare tutti i binari del fascio dei binari della stazione, e abbiamo un cadenzamento fra treno locale e trasporto e frecce, insomma, e alta velocità, che non lo permette. Adesso i treni merci che vanno al porto passano per la stazione passeggeri di Mestre. Devono attraversare proprio completamente tutto il fascio dei binari in entrata della stazione, e per cui c'era questa possibilità e questo finanziamento che è stato dirottato. Adesso speriamo che venga recuperato, perché secondo noi è importante. Ma nella discussione che abbiamo fatto in questi 2 anni che abbiamo lavorato insieme come gruppo, io me lo permetto di dire da solo, sono il meno qualificato al di là delle mie conoscenze che ho avuto, perché ci sono delle persone che sanno fare l'analisi delle questioni, essendo dei tecnici, economisti o altro, e l'idea di un porto esterno avrebbe ridisegnato anche questa questione, nel senso che pensare di usare la viabilità fluviale, intanto sapendo che il Po fino a Cremona è navigabile, sapendo che si è fatta che lì lo sbarco, avvenendo su navi da 350 contenitori l'uno, si poteva ripensare l'idrovia, che adesso molto spesso si parla di creare il canale scolmatore di Padova e della Riviera del Brenta, e per cui utilizzarlo per l'opera, per quello che era stata pensata 30 anni fa, 40, quando hanno cominciato a farla, e poi è rimasta una delle grandi compiute di cui nessuno parla mai in Veneto, perché sembra che tutto vada bene, ma è una cosa che impatta molto sul nostro territorio, e io penso che usare queste modalità in cui non arriva più una nave di grandi dimensioni, però arrivano comunque queste barche da 350 contenitori l'una, poteva pensare che, insomma, io mi immagino 350 contenitori, su un camion ce ne sta uno, sono 350 camion, anche se vanno verso la Lombardia sono 350 camion meno l'autostrada. Allora, credo che questo avesse un senso. In più avrebbe consentito un'altra operazione. I nostri 2 interporti di Padova e di Verona sono serviti da Spezia uno e da Genova l'altro. Ora, qualche volta sento parlare di rottura di carico e mi incazzo un po',
perché se la rottura di carico è fare un tratto ferroviario passando 2 volte l'Appennino, perché la Liguria è dall'altra parte, costa meno che fare la rottura di carico a 8 miglia o 7 miglia dalla costa, io penso che non sia proprio così, anche perché è ampiamente compensato. La rottura di carico significa che se tu scarichi la merce a Genova e la porti a Verona, e si chiama rottura di carico. Se fosse teoricamente una nave che arriva a Verona non ci sarebbe questo passaggio, però altrettanto vero, e qua torniamo al discorso di prima del perché secondo noi è opportuno, secondo me è opportuno ragionare del porto esterno, perché arrivare qui e distribuire le merci da sud verso nord significa che il ciclo nave, cioè l'uso di una nave che costa circa $35.000 al giorno di nolo, e ci mette 8 giorni andare e 8 tornare, se va a Rotterdam per esempio, venendo da Suez viene su per Adriatico, e noi accorciamo di molto la filiera del trasporto, e per cui avremo sicuramente una contrazione dei costi che si ampiamente riduce o rende quasi ininfluente la rottura di carico, perché oggi i noli li paghiamo comunque, eccetera. Per cui c'era questo interesse quando è nata la questione del porto esterno, proprio anche dei grandi competitori cinesi, perché risparmiavano 15 giorni di ciclonave. Allora, capiamo anche da questi flash che la realtà è ben complessa, e quindi non è un caso che purtroppo le discussioni sono complesse e ahimè le soluzioni mi pare si protraggono da molti anni. Un altro tema che sovente si affronta, noi cerchiamo di richiamarli, di dare alcuni approfondimenti, ma come sapete senza la pretesa di una completezza generale, è quello della convivenza fra l'attività portuale. Ora, dimentichiamoci, dopo che hai fatto quell'accenno del tema delle crociere, delle grandi navi, no? Concentriamoci su quello industriale e commerciale, comunque della convivenza fra questo traffico, che comunque anche per i numeri che abbiamo richiamato è sicuramente non marginale, e tutte le problematiche di salvaguardia dell'ambiente lagunare, della città stessa di Venezia, abbiamo fatto un accenno anche appunto alla qualità dell'aria, quindi di questa compatibilità fra attività portuale e ambiente. Allora, sicuramente va avviata una grande opera di mitigazione, perché il canale di petrolio è stato scavato negli anni 50-60, per cui allora non c'erano queste questioni. Ma c'è un'altra grande... Il canale del petrolio, tanto per ricordare, da Malamocco va fino a Marghera. Però dovremmo ragionare anche di come di quali sono per esempio i combustibili che usano le navi. Dovremmo ragionare di creare un sistema di infrastruttura che l'energia di una nave che arriva in porto e si ferma 2 giorni, un giorno, quello che è, si spegne il motore e viene data da terra. Per cui non abbiamo più, oltre ai combustibili, quelli più, adesso sentivo oggi che vogliono per esempio dire che i trattori agricoli pensano della biogas, però costano 4 volte, per cui lo Stato sta pensando di dare delle risorse per ammortare il costo di questo bio. Allora, questa cosa può essere una cosa che viene usata anche sul sistema dei camion e anche sulle navi, ovviamente meno inquinamento. Poi se dovesse passare l'idea che andiamo verso un trasporto combinato che riduce i volumi trasportati su camion, aumenta un po' la ferrovia e magari anche qualcosa sul fluviale, riusciamo già a incidere. Ma il grande problema delle navi è che quando stazionano in banchina, che hanno i motori sicuramente al minimo, però comunque bruciano combustibile, e per cui la fornitura da terra dell'energia che serve è una necessità che deve prevedere l'ammodernamento delle banchine, attrezzandole per questo tipo di intervento, ed era una delle cose che si doveva fare. Ecco, questo è una questione che va fatta come noi, pensare all'area industriale come era una volta. Io adesso vedo in giro per il mondo che si fanno le fabbriche leggermente più basse sul terreno, in trincea, con il tetto, con green, con gli alberi, eccetera, con i parchi attorno. Ecco, credo che questo sia una possibilità che le grandi dimensioni che abbiamo si può realizzare anche a Porto Marghera, che rende
un ambiente sicuramente più compatibile e che anche modifica quello che è molto spesso un agglomerato di capannoni e fabbricati, no? Ma magari interrompendolo lo rende più miti rispetto a quello che è anche una visione che può essere con un drone o aerea, ma anche la stessa città a fianco. Io passo spesso dalle Fratelli Bandiera, c'è il deserto, no? Se cominciassimo a fare anche qualche insediamento nuovo e magari davanti, invece che asfaltare per fare il parcheggio dove c'è la nuova attività, ci mettiamo anche 3 alberi, no? Magari potrebbe essere una cosa un po' diversa, per cui l'attenzione all'ambiente va sicuramente fatta attraverso interventi che sono una fornitura di energia, un combustibile meno inquinante, finché non avremo l'idrogeno o l'elettrico, ma saranno problemi un po' più lunghi o tempi un po' più lunghi, però dovremo cominciare a ragionare su queste questioni. Tra l'altro si parla, no, di poter anche nell'area di Marghera lavorare sul progetto idrogeno per il trasporto pesante, che sarebbe coinvolgente sia i camion che le navi. Certo, e lì abbiamo perso un'occasione quando si parlava di questa possibilità di investimento, di fare la grande struttura dell'idrogeno. Si è scelto di fare qualche distributore in giro, ma i distributori non sono la stessa cosa di fare uno stabilimento che lo produce, che lo realizza, insomma. Poteva essere anche questa una novità rispetto all'industria che si genera a Porto Marghera, che sia più compatibile rispetto magari a quella di 50 anni fa. L'altra domanda che potrebbe sorgere spontanea per capire anche questi scenari, oggi ha una fotografia nella quale, diciamo, il porto con tutta la sua attività è a Mestre, in terraferma. Quando parliamo di porto offshore, quindi di porto esterno, fuori dai confini della laguna, questo vorrebbe dire in che misura, dal punto di vista delle attività dell'occupazione qualificata o meno che si ha attualmente al porto di terraferma? Io credo che quell'idea puntava a realizzare una condizione di un raddoppio di quello che erano i volumi trasportato e comunque avrebbe mantenuto l'operatività per tutta la serie di altre materie che noi trasportiamo, che arrivano con le navi, ma anche il fatto di raddoppiare i contenitori. Si parlava di almeno 1 milione di euro, allora eravamo a circa 450.000 un milione di TEU, da allora che eravamo 450.000, poi sono arrivati 600, adesso sono un po' meno perché è calato il traffico. Significava sicuramente mantenere anche le attività legate alla questione dei contenitori a Porto Marghera, perché comunque le barche a Venezia arrivavano dal porto, arrivavano in banchina e comunque andavano scaricate, per cui non cambiava niente. Sul piano occupazionale sicuramente portare 1 milione di TEU invece che 500.000 significa aumentare le dinamiche occupazionali in modo significativo, significa aumentare la tecnologia, perché oggi abbiamo navi, abbiamo anche gru e macchine completamente diverse, significa aumentare la professionalità. Se poi avessimo affrontato il tema della grande area logistica in cui aprivamo i contenitori, io penso che questa dinamica occupazionale sarebbe stata almeno il 35-40% in più rispetto a quello che viviamo adesso, e secondo me per la nostra economia, per questo territorio, per dare risposte ai giovani o a chi il lavoro l'ha perso, sarebbe stato importante. Ma anche perché uno dei temi è: Venezia è fatta solo del turismo? Ora è vero che Venezia è il centro storico, non è il porto, ma le professionalità, il sistema, gli ingegneri, gli informatici, queste nuove figure in grado di relazionare col mondo, che non fanno parte magari della mia generazione, sono comunque occupazione giovanile, e creare ricchezza vuol dire poter avere anche la possibilità di vivere a Venezia, sapendo che Venezia, anche per ristrutturare una casa, ha un costo completamente diverso rispetto a un altro territorio. Poi il grande rammarico che io imputo alla politica in questa fase è che dentro Recovery Fund si è parlato di cose che non sono queste, si è parlato di altro, non si affronta il tema della riqualificazione urbana, che secondo me a Mestre serve, visto che adesso fra bonus e tutte queste cose qui non c'è un progetto chiaro su questo.
Hanno parlato di tanto altro, ma per esempio della portualità non c'è nulla. Si parla adesso di fare il progetto per il porto delle navi esterno, per carità, sì, ma si poteva ragionare di cominciare a discutere di quello che avevamo già, non si è voluto affrontare questo tema. Io penso che abbiamo perso un'occasione, perché mentre a Genova spendono 1 milione di euro per fare 1 miliardo, scusa, di euro per fare la banchina lunga nuova, qui a Venezia non si parla di altro. Allora, non credo che diventi centrale, cioè diventerà centrale ancora di più Genova, sapendo che non ha un retroterra dove scaricare le merci. Qualche anno fa si parlava e si parla ancora di fare un buco sull'Appennino e fare l'interporto in provincia di Alessandria. Cioè, tanto, allora usiamo il suolo. Io penso che potevamo non usare il suolo facendo scelte diverse. E come ripeto ancora, l'Alto Adriatico aveva una peculiarità che è direttamente connesso con le linee ferroviarie e con le strade col nord dell'Europa. Bene, allora noi abbiamo cercato di richiamare l'attenzione di voi che ci seguite intanto globalmente su questo lato così importante della vita della città, che sentiamo a volte meno presente anche nel vissuto quotidiano di chi risiede a Mestre, presentare almeno una parte delle maggiori criticità e problematiche che ci sono adesso, ma anche di quali potrebbero essere i grandi potenziali, soprattutto per nuove opportunità di lavoro qualificato. Credo che c'è stato un passaggio molto importante su questo aspetto della qualità del nuovo lavoro che si potrebbe offrire. Grazie molte per grazie a voi. Questa conversazione. Grazie a voi. Come vi anticipavo, con questo chiudiamo il nostro ciclo e ci rivedremo in autunno con altre iniziative. Arrivederci a tutti.